benvenuti a tutti su FIPAM Veneto TV. Oggi siamo in provincia di Vicenza, a Creazio, per uno degli ultimi appuntamenti delle finali regionali giovanili indoor. Oggi chi c'è in campo? L'Under 13 maschile 6x6 e l'Under 13 femminile. Tra pochi minuti inizierà la prima delle due partite per la categoria maschile, che vedrà il Treviso Volley School contro l'Amta Castelli, mentre a seguire ci saranno il Vigonza Volley e l'Amico Imoco Volley San Donà. Quindi a più tardi per sapere chi sono i campioni Under 13 maschile 6x6 e l'Under 13 femminile. A più tardi. Si cade davanti, si sono in piedi, va bene, bello bassetto, va bene, se il palla cade davanti a me devo andare. Diagonale stretta, fa tutte diagonali fuori muro, che è in difesa fuori muro, giusto o no? Devo aspettarmi che mi arriva davanti la palla corta. E di là, si attacca dal centro, non spostiamo adesso, che è normale, vediamo cosa succede.
con Giovanni Bertelle, che è l'allenatore del Volley Castelli, campione under 13 maschile 6x6. Giovanni, 2 set benissimo, il terzo set quasi spauracchio, cos'è successo? Ma è sempre così, quando sei avanti col punteggio dopo è difficilissimo, infatti ho assistito con i ragazzi di ripartire da zero perché la sorpresa è sempre dietro l'angolo, sicuramente. Alberto Tosato, che è l'allenatore del Volley Treviso. Alberto, cosa non è funzionato in questa partita e invece che cosa c'è da dire ai ragazzi in questo senso? Una sconfitta ma che può insegnare. Certo, prima cosa sono dei ragazzi giovani, non bisogna dimenticare che abbiamo anche un 2004 in campo, quindi un under 12, e a volte non è facile a questa età sopperire alla tensione davanti a tanta gente. Seconda classificata dell'Under 13 maschile.